possiamo che pensiamo Dio, Cristo, sono troppo lontani per noi, è difficile raggiungere questo Dio, ma Dio dimostra questo amore per noi, ci ha dato suo figlio Gesù per venire qua e morire per noi, e questo amore di Dio è eterno, e questo Dio si fa presente nella nostra storia, ma non stiamo parlando di un Dio lontano, ma è un Dio che prende cura di noi, e questo gruppo qua hanno deciso veramente, noi riusciamo a capire che questo Dio fa parte della nostra vita, e noi vogliamo dimostrare il ringraziamento a Lui, ma anche dimostrare che noi crediamo nella sua opera, e a Cristo Gesù sulla croce. Perciò quando noi conosciamo questo Dio, noi riusciamo a capire l'amore di Dio, riusciamo a capire questo perdono di Dio, riusciamo a capire che questo Dio veramente esiste e ti ama. Tu sei amato da Dio, tu sei una persona speciale da Dio, tu sei una persona preziosa da Dio. Perciò che quando noi riusciamo a capire questo, io posso sentire veramente la persona più importante di questa terra. E tu sei. Perciò stare dando la testimonianza di Dio, e obbedire a Dio in questo battesimo qua e riconoscere che Dio mi ama, io sono prezioso. In questa preziosità che stiamo dando la testimonianza questo pomeriggio qua. Amém? Amém. Lisa, próximo pouquinho.
assieme vogliamo condividere questa gioia. Pompeo, tu credi che Gesù è l'unico Salvatore e Signore della tua vita? È tramite questa tua pubblica testimonianza che io come pastore della Chiesa Battista Ediso ti battezzo in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Della testimonianza di questa ragazza, di questa donna, perché da 2 anni che lei voleva essere battezzata. Lei ha confessato Cristo Gesù e è arrivato sul giorno oggi. E oggi lei vuole qua. La Chiesa è favorevole al suo battesimo? Ok. Alleluia. Credi in Signore Gesù Cristo come tuo unico Salvatore e Salvatore? In base alla tua dichiarazione pubblica di fede, nel nome del Signore Gesù noi ti battezziamo. Amen. Fa parte della Chiesa Battista di Marghera e adesso sta Roberto Camilotti qua con noi che è il responsabile della Chiesa. Così è bello vedere la Chiesa di Dio, è una sola. Noi assieme stiamo celebrando qua il nome di Gesù. E adesso stiamo celebrando il battesimo di Dimitri. Dimitri, vogliamo sapere se tu credi che Gesù è l'unico Salvatore e Signore della tua vita. È tramite la tua testimonianza pubblica di fede che io, pastore Caio Bottega della Chiesa Battista Marghera, ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Pompeo era più presente. Ok. Anche Mauro fa parte della Chiesa Battista di Marghera e Vincenzo è uno dei responsabili assieme a noi questa testimonianza. È bello vedere questo che Dio sta facendo. E Mauro, quello che vogliamo sentire e ascoltare adesso, se tu credi che Gesù è il Signore e Salvatore della tua anima, della tua vita. Amém. E tramite la tua pubblica testimonianza, io ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amém. La tua
è nelle tue mani, è la tua responsabilità. Preghiamo in questo momento, ringraziamo il nostro Dio, nostro Padre, grazie per questa giornata che tu ci dai. Grazie Padre per questo pomeriggio, grazie per questa celebrazione. Ti ringraziamo Padre la tua gloria, la tua grandezza, il tuo grande amore. E grazie per questi fratelli e sorelle che hanno proclamato, testimoniato la loro esperienza con te. Benedici e benedici ciascuno che sono qua oggi, Padre. E che tuo Santo Spirito possa fare una opera tua in ogni cuore, nel nome di Gesù. Amém, Senhor. Dio benedica.